da dove viene l'ospite di oggi. Se ve lo dico da dove viene avete capito tutto. Perché se vi dico viene dalle... non può essere. Prima o poi c'è prima che poi. Nuova puntata di Sotto a Chi Talk, benvenuti, bentrovati, so che ci siete sempre, quindi di questo io non mi preoccupo, non mi devo preoccupare, non ci siamo mai preoccupati, sentiamo il vostro calore, il vostro affetto e vorrei farlo arrivare tutto oggi ad un ospite come sempre d'eccezione, perché qua viene soltanto roba buona, perché noi catanesi siamo quelli della roba bella, della roba buona, quindi oggi a Sotto a Chi Talk, signore, Luca Madonia, io non devo dire altro. Ciao Luca, ciao, benvenuto. buongiorno, grazie. Come stai? Molto bene. Molto bene. Fra poco penso che la tua risposta non sarà uguale a quella che mi hai dato, ma lo spirito del programma è questo. Va bene? Allora io te lo spiego perché a me piace sapere che gli ospiti sanno di cosa stiamo parlando, ma non hanno visto il programma. Quando io dico l'hai visto? Veramente no, io sono contento. Sono contentissimo perché non si sa cosa si va incontro. Allora, li vedi questi due dietro di me? Come no? Loro, ti sei soffermato su di lei, giustamente. È più vicina. Giustamente, perché è più vicina, loro due non parleranno, non diranno, no, perché qua non parlano, si vergognano, capito? Poi vanno fuori e diventano dei tori scatenati. Tu sei seduto, come ci sono due sedie, c'è una sedia comoda che è la mia e una sedia una seduta un po' più scomoda che è la tua, però diciamo scomoda non per te, perché quella per te è casa, no? Ovviamente è casa. Io ti farò delle domande, cominceremo con delle domande rompighiaccio, così, e poi ti farò delle domande a risposta multipla. Tu hai diritto ad una sola bugia, sì. Va bene? Se mi dici la bugia, se hai detto la bugia, alla fine ce la giocheremo con queste armi bianche, cioè sceglieremo l'arma, alla fine faremo un gioco, se vinco io mi dici qual era la bugia, se vinci tu la bugia se ne va con te. Ecco, non ti dico la bugia, una volta a un ospite gli ho detto la bugia muore con te, pure se n'è andato, sai come? Che mi ha detto no, ti giuro non ho detto bugie, però dico la bugia se ne andrà con te da questo studio. Poi sentiremo un po' di Vox Populi che faranno loro così con la loro scioltezza, soprattutto di Barbara. Andiamo con le domande. Andiamo con le domande rompighiaccio, Luca. Perché no, non è un massacro. Io comincio prima soft, no? Yes. E poi insomma vado più sullo specifico. Allora, sono 3 domandine. Non mi puoi dare risposte ovvie, ma ovviamente sei qua perché io da te non mi aspetto mai risposte ovvie. La cosa di cui ti sei vergognato di più nella vita e non mi puoi rispondere di niente, perché non è possibile che tu nella tua vita non ti sia vergognato di niente. Sei orgoglioso di cosa e non mi puoi dire sono orgoglioso di tutto, perché ci sarà qualcosa di cui vai fieramente orgoglioso. E poi se potessi tornare indietro, cosa rifaresti o cosa non rifaresti? E non mi puoi rispondere tutto, cioè io voglio la chicca, voglio la cosa specifica. Allora, di cosa ti sei vergognato nella tua vita? Oddio, considera che io sono un timido, estremamente timido, per cui forse ho scelto di fare questo mestiere per esorcizzare questa timidezza, per cui la vergogna spesso all'inizio di apparire su un palco, di avere gente sotto, c'era. Però credo che quella sia stata anche la molla e la spinta per andare avanti, per vincere. La tua timidezza? La timidezza, insomma, le paure. Ognuno di noi, io non credo nel superuomo, in generale. Cioè, chiunque, ciascuno di noi ha i propri problemi nell'affrontare la vita, nel portare avanti i propri sogni, i propri desideri. Io non nascondo questa timidezza che mi ha forse un po' all'inizio fregato, perché ero come in apnea le prime volte che salivo su un palco, e in un certo senso ancora adesso è bella sta cosa, poi mi sciolgo dopo il primo pezzo, però sì, credo che quella sia stata forse la mia defiance più grande. Quindi non ci sono state defiance tipo al supermercato, a mare? No, questo non lo so. Perfetto, no? La timidezza, insomma, la timidezza, che poi molti ci dicono, ma anch'io ero timido, sai?
Ma come fate poi? Siete così timidi a fare non si capisce. È un altro mondo, tu è un quindi altro mi puoi mondo, capire, è un altro mondo, è vero. Adesso, sei orgoglioso di cosa, Luca? Di tante cose. Vuoi che sia banale? No, Ti dico la mai verità, banale. Orgoglioso di... Allora, intanto avere seguito il cuore nel mestiere. Perché sono passati 43 anni, ridendo, scherzando e cantando, capito? Io ancora oggi dico, mamma, è fantastico. Ancora mi chiamano per cantare, per suonare, mi chiamano in televisione a fare interviste, a dire cose. Per cui è bellissimo tutto questo. Questo è bello, sì. E poi orgoglioso per tante cose, per quello che ho costruito nella vita, per la mia famiglia, per i miei figli, per ancora stare con la donna. Tu hai un figlio che fa... Io ho un figlio che fa il mio mestiere. Tu ne hai due, ma ne hai uno che fa il tuo... E che tutto, poi si collaborano tutti e due. Sì, perché anche il grande che collabora con i testi e buona parte delle musiche è tipo me, più chiuso, un po' più timido, lavora diciamo dietro le quinte. Il piccolo si chiama Mattia, il piccolo che si chiama Brando è quello che si espone, che sale sul palco, che segue le mie ordini. E non si affronta Brando? Molto meno. Molto meno. Quindi tu hai seguito il cuore. Quindi la cosa di cui perché spieghiamolo, cioè almeno per quello che capisco io, perché nel lavoro, nel mestiere dell'artista, a parte che non è che viene visto come un mestiere, no? Perché quando ti chiedono... quello ancora succede, non succede. So sì, ma dici, ma tu che lavoro fai? Ma di lavoro? Di lavoro che si fa? Io faccio il cantante, faccio il cantautore. Sì, ma di lavoro cosa fai? Succede questo. Seguire il cuore è ancora più difficile, perché seguire il tuo battito e non quello che si muove discograficamente, cinematograficamente per chi fa un altro tipo di mestiere, quindi adagiarsi e adattarsi al mercato. Ecco, seguire il cuore è una cosa di cui andare orgogliosi. E se tu potessi tornare indietro? Ma sai, tornare indietro poi non so neanche se è piacevole o meno, devo dire che tutto ha fatto parte della mia vita, tutto in un modo o nell'altro è servito per diventare quello che poi sono adesso. Dopo appunto tantissimi anni di mestiere, contento di quello che ho fatto, senza avere mai inseguito, come dicevi tu, appunto il successo, il pezzo estivo, il pezzo invernale, il pezzo mezza stagione. Il pezzo da ballare. Allora, la vita di un cantante, come in qualunque manifestazione artistica, in teatro, nel cinema, è un grafico impazzito. C'è un momento che va bene, poi va male, poi va bene, poi va male. Uno se ne deve fregare dei momenti in cui non va benissimo, perché vuol dire che fanno parte della storia. Sì, perché se poi ci pensi è peggio, che si crea l'ansia, e come andrà, e come non andrà. Io crei tue aspettative tue che poi evidentemente non vengono perché non è il momento giusto, per cui ma perché, che succede? No, tu devi lasciarti andare. Credo che l'importante sia essere coerenti, essere credibili, non tradire mai la propria identità. Credo che quello sia la cosa principale, la cosa più importante. Perlomeno la mia filosofia è stata quella. E se è durata 43 anni, voglio dire, non è che è male. Poi il tempo è galantuomo, devo dire che sta tornando tutto con calma indietro, quello che hai seminato, l'affetto della gente. Quindi non vi preoccupate, non vi preoccupate per chi fa questo lavoro, non vi preoccupate se non arriva tutto subito, non può arrivare tutto subito, c'è una semina lunga, poi quando avrete i capelli brizzolati, bianchi come Luca, oppure non ne avrete come me, voglio dire, qualcosa prima o poi arriverà la gratificazione per Luca, un parrucchino per me. Allora facciamo una cosa, ci godiamo, sai, le domande rompighiaccio sono andate bene, devo dire. Va bene, abbiamo rotto il ghiaccio, ma sì, vabbè. Questo è andato bene. Adesso noi facciamo così, ci godiamo il Vox Populi dei ragazzi, ti faccio vedere cosa combinano fuori, e poi torniamo in studio e cominciamo con le domande, quelle un pochino più nello specifico. Vox Populi. Su di noi nemmeno una nuvola, su di noi l'amore è una favola. Che stai facendo? Come? Che fai? Cantavo. Ma cosa canti? Canto la canzone di Battiato, Su di noi, no? Cretino, ma questo è Battiato, questo è Pupo, ma vai a lavorare, vai. Allora, abbiamo fermato questa bellissima ragazza. Grazie. E volevamo chiederti... Il numero di telefono. No, scusami. Giovanni. Scherzando, dai. Lui è il disturbatore, quindi tu non dare retta. Va bene. Volevamo chiederti, ci canteresti una canzone di Battiato? Io canterei La cura, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Grazie, ti ringrazio. Grazie, questa è una...
non era per me. No. Direi di no. Era per lui? No. Ma sarà per qualcuno sì, la dedichiamo per a il qualcuno. mio grandissimo amore. Per il suo grandissimo amore. Guarda, grandissimo amore, ti dedica la cura anche se non te la meriti, lei te la dedica, guarda che brava ragazza, Cantaci una canzone di Battiato che ti piace o che ti viene in mente. Sai che è Battiato, Sì, no? sì, Sai che è Battiato. certo che so chi è Battiato. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. vabbè. Si è presa anche il microfono. Vedi? Ma se, Me l'ha tirato. ma se invece le dicessi cucurucucù, Paloma ai 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 ai, cantava. molto brava. Molto brava. Grazie. Si stava gasando, devo Sì, dire. sì. Tra Mi poco- piace tra poco cantare anche se sono stonata. Tra poco Ma no, la no. signora ci faceva tutto un repertorio di Battiato. Prima non voleva cantare, adesso invece sta facendo tutto il concerto. È stata davvero gentile. Grazie a voi. Un saluto a Sotto Acchi Talk. Ciao. Ti ringraziamo. Potresti fare un saluto a Vox Populi? Un saluto a Vox Populi. Te l'avevo detto, no? Sono bravi? Hai visto Ma quando parlano? eccezionali. Vabbè, poi Andiamo. a me lui un po' mi fa è quello che mi crea più problemi, sai perché? Perché quello più discolo, capito, quando è fuori. Meno male che c'è lei. Meno male che c'è lei. Allora Luca, adesso io entro nello specifico, diciamo del tuo passato, ma non del tuo passato di artista. Ok, perché quello è noto a tutti. Chi è che non ricorda il De Novo? Chi è che certe volte vedo che postate delle foto sia tu che Mario di quando eravate ragazzi, ogni tanto, sì. che se non fosse Ritornano. che ogni tanto ritornano. E io ti devo dire una volta, la dico per il caffè, ricordamela, ricordamela questa cosa perché è bella, un ricordo bellissimo nonostante la mia età, poi ho 45 anni, quindi insomma. Beato te, Oh, non aggiungo altro. scusami, non è che tu sei tanto più. Punto. Perché, Tanto. no, però io vivo il ricordo di quei De Novo, capito? Ma adesso ci arriviamo e chiacchieriamo Va bene, un pochino, perché so che ti fa piacere comunque Sì, parlarne. è stata tanto. una fetta importantissima della vita. Allora, Vai. io ho visto una tua intervista, ho visto quando ho detto no, non è possibile che questa è un'intervista, cioè che quello sia l'intervistatore, perché ho detto Luca è là, sì, in Skype, però, ma quello che cos'è? C'era uno che era a casa sua, tipo, ho visto questa intervista, e questa pure è l'intervista che fa per me, che le ho viste quasi tutte. Tu a 12 anni, Ho capito. a 12 anni, È stata un'età importante. è stata un'età È molto stato importante. Diciamo che è per stata l'età me, della svolta. Yes. Perché mi ha colpito? Perché la mia età, l'età mia di svolta è stata 12 anni per questo lavoro. Tu a 12 anni a un certo punto convinci tua madre a fare le mamme, cosa non farebbero le mamme per i figli. Convinci tua madre a fare un viaggio e andare a Londra, senza dirle il perché. Mamma, voglio andare a Londra. La mamma prenota l'aereo, tu vai a Londra. Treno. Allora tu ti metti sul treno, arrivate a Londra, quante ore di viaggio, Luca? Infinite ore di viaggio. Quindi sosta, mangiare. Ma a quell'età è tutto bellissimo. Bellissimo, magari per le mamme ancora più bello perché sto accompagnando mio figlio, mi ha chiesto mio figlio di fare un viaggio a Londra, chissà cosa faremo adesso a Londra. Tu ti piazzi, arrivato a Londra, il tuo primo pensiero, pensate Luca Madonia cosa pensa a 12 anni? Di piazzarsi davanti la residenza dei Beatles. Sto sbagliando? Da dove Ora loro... te la racconto, sì. Perfetto, ti faccio... Aspetti i Beatles là, perché tu sapevi che prima o poi o dovevano arrivare o dovevano uscire da lì. Comunque, vedi i Beatles materializzarsi davanti a te, prendi una macchina fotografica e ci scatti una fotografia. Tu scatti una fotografia a loro. A John Lennon. Manco lui con John Lennon. A John Lennon, va bene? Che era con Yoko Ono. Quindi non è che io sei mesi nel mezzo, no, scatta questa fotografia. Poi con l'aria di un ragazzino di 12 anni felice va da sua mamma e dice mamma, perfetto, possiamo andare. Dopo ore di attesa
Sua mamma, io allora vi faccio una domanda e hai 3 risposte, sono Sì. multiple, tu puoi risponderci A, B, C, ma c'è anche la D, che non c'è, casomai rispondi tu. Allora, come ha reagito tua mamma? A, ti ha preso senza dire una parola e ti ha rimesso sul primo treno per Catania da solo? B, non ti ha più comprato una macchina fotografica nella sua vita? C, da quel momento ha fatto finta di essere sorda per 10 anni. E allora ti rispondo con D. Ecco. Ti rispondo con D perché col senno di poi... Allora, io mi sono innamorato dei Beatles grazie al cugino più grande, tutti hanno un cugino più grande, no? Che Certo. in strada. Io avevo 8 anni e sono impazzito come tutto il mondo per questi ragazzi che erano chiaramente un'altra generazione, però capivo che stava succedendo qualcosa di pazzesco nella musica. E andando a Londra casualmente siamo passati davanti a Abbey Road dove ho visto i Beatles entrare e uscire e ho fatto quella fotografia. Col senno di poi ho capito che era molto più vicina a mia madre all'età dei Beatles. Capirai. Per cui mia madre è impazzita più di me, ecco perché ti ho risposto di... Mia madre dice, abbiamo visto ancora a 93 anni, me lo ricorda e mi dice, ti ricordi quando siamo andati a Londra a vedere i Beatles? È stata una botta di micidiale perché noi andavamo in una strada botta casualmente. di culo si può dire. Si può dire sì, culo da ancora voi? culo lo possiamo Quindi dire. è una televisione liberissima. Ma meravigliosa. guarda, fino a che diciamo culo, A 3 quello si volte può lo dire, possiamo dai, dire. si può dire. Nel 3 senso di volte. fortuna poi, non nel senso Certo, di anatomia. No, nel senso di fortuna. Di fortuna. E allora ci avevano detto che George Harrison stava in tale via in fondo, al che noi cominciamo, ero io, mio fratello e mia madre, dai andiamo a cercare casa di George Harrison. Passiamo casualmente, scendiamo dall'autobus, quelli rossi, sai, con la scaletta, il doppio piano e tutto. Sempre Serissimo. Ma è pazzesco, bravo. Pazzesco. Insomma, scendiamo lì, camminiamo per cercare sta fatidica casa di George Harrison e c'è un villettino piccolino, una villetta con 2 cancelli e con un gruppo di ragazzi davanti, ventenni. Per cui, sai, io dodicenne, venivo da Catania, allora Catania era estrema periferia dell'impero, come puoi ben immaginare, parliamo del 69. Mamma mia. Per cui chiediamo, ma perché questi ragazzi cosa fanno? Dice, Abbey Road ci sono i Beatles che stanno registrando. Mamma, rimaniamo qua. Lei, figli, rimaniamo qua. Capito? Cioè, papà, arrivederci. No, papà era a Catania, lavorava, non lo so, non me lo ricordo. Ve lo siete pure dimenticati. Me lo sono dimenticato. Insomma, fatto sta che li abbiamo visti entrare e uscire e pioveva, credo in entrata ho fotografato John Lennon, che è diventato quella fotografia il mio santino. Il tuo santino. Che mestiere potevo mai fare nella vita, secondo Un me? fotografo, secondo me poteva fotografo o pure il musicista. È bravo. E poi ho scelto la seconda perché hai fatto ho bene. Come si chiama mamma? Lulli. Ciao Lulli. Ciao Lulli. Ti ricordi quando avete visto John Lennon? Un abbraccio. L'hai fatta felice. Vabbè, L'hai fatta felice, lo so. Allora, andiamo alla seconda domanda, Luca, che è diciamo una della domande, se potrebbe sembrare che è classica, però quello che le risposte sono belle, le risposte multiple a me interessano. Studi medicina. Sì. Tu intraprendi gli studi di medicina perché giustamente, ma che ti metti a fare una cosa, ma sei sicuro, un travaglio ci vuole. Il piano B. Il piano B lo devi avere se studiamo, ma che piano B ha studiato Luca Madoria? Medicina. Cioè il piano B poteva essere, che te posso dire, non so, ma ti aveva il negozio d'abbigliamento, no, medicina. Ma quando ti accorgi proprio di essere un cantante, un musicista, un musicantante, un cantamusic, un cantautore, che è bello proprio perché tu sei uno dei migliori cantautori che abbiamo. Quando alla lavagna, al posto delle formule, a un certo punto vedi che ti esce un pentagramma, dici, come mai sono un musicista. B, quando trasformavi l'aula studio in una sala per ensemble, perché magari sai, capita, no? Chi sono? Al rumore. C, che secondo me è la cosa migliore, quando si comincia a fare il tirocinio, le cose, la prima visita, uno ti ha chiesto, dottore, mi fa male qua, e tu ci dicisti, canta che ti passa. Quando è stato? Allora, io ti dico sempre la verità, perché è vero, è giusto che si sappia. Quando
4 ragazzini di Catania hanno iniziato a suonare nel garage tappezzato dai cartoni delle uova di casa dei miei genitori, e lì abbiamo capito che stava accadendo qualcosa, che c'era una sorta di magia, di alchimia, perché veniva fuori un suono un po' diverso, un po' così. Io continuavo a fare i miei esametti, molto lentamente devo dire. Poi allora c'era il servizio militare, gli esami servivano per non partire Per non fare la leva. I ragazzi di oggi non lo sanno, però... E non lo sanno perché i ragazzi di oggi, appunto, il militare non Pensa che fortuna, invece noi avevamo sta cosa, ti dai l'esame, slitti, poi allunghi il brodo. Insomma, poi sono nati i De Novo in questo garage dei miei genitori. A quel punto i De Novo sono esplosi, perché mai sotto calcolo, dietro un calcolo, perché sempre seguendo il cuore, sempre seguendo il battito. E lì ci sono stati vari step per cui abbiamo visto crescere questa bellissima storia, e a quel punto aumentava la musica e calava la medicina. Aumentava la musica e calava la medicina. Sarei stato, guarda, un medico tristissimo, forse sono diventato un mediocre cantante, non lo so, però come abbiamo detto all'inizio, il cuore mi portava là, che dovevo fare? Te lo dico io, nell'uno e nell'altro, sì, sicuramente sei la tua la medicina per i tuoi pazienti e la musica. Hai cambiato solo il modo di guarirli, perché ti ringrazio, perché così, no, ma sì, per me anche, ma soprattutto per noi. Tutte le cose che avevo, le paranoie, le insicurezze, soprattutto prima, allora, l'artista guarisce, piace, fa star bene gli altri se prima sta bene lui, altrimenti c'è un conflitto sempre poi dentro. Io non amo molto, credo anche tu, gli artisti troppo sicuri, troppo pieni di sé, mai. perché sono abbastanza insopportabili. Pensa quanti cantanti ci sono che si sentono... E difatti tu hai detto un'altra bella cosa, secondo me quelli troppo sicuri, tu hai detto sempre in un'intervista, ho visto molti artisti sparire, quindi secondo me, sempre in quell'intervista l'hai detto, e quindi secondo me il segreto per non sparire, uno dei segreti per non sparire è quello di non essere troppo sicuri. Forse anche quello. Ma forse, senti, facciamo così, ci facciamo un piccolo break, va bene? Facciamo d'accordo. un break veloce, poi scegliamo. Li possiamo fare ridere loro? Ora sai che facciamo? Li facciamo ridere, li facciamo giocare con noi, dai, scegliamo. Anzi, facciamo una cosa, visto che siamo in tempo, vuoi scegliere l'arma perché dobbiamo fare il gioco così? Bowling, lì la pallina, i birillini. Allora hai il bowling, hai questo qua, le freccette che devi mirare Giovanni in testa perché loro fanno qualcosa, hai i pesciolini che prima non funzionavano ma c'era la batteria messa male, No, abbiamo bowling, un pallone, dai, facciamo il Dove bowling? provo a fare uno strike. Vabbè, allora facciamo una cosa, ci Dai. vediamo un altro Vox Populi, poi andiamo al bowling per giocarci la bugia, se mai l'avesse detta, insomma lo sappiamo. Vox Populi. Ciao. Ti sto richiamando un secondo vicino. Allora, siamo venuti qui a disturbarti. Abbiamo interrotto una telefonata importante? Veramente sì, però già che ci siamo, ditemi quello che mi dovete dire. Allora, Giovanni, vediamo un po'. Se io ti dicessi voglio vederti danzare Come le zingare nel deserto, con candelabri in testa. non mi ricordo come Ok, vabbè, però bravo, si parla di Battiato. Già comunque il maestro Battiato è un omaggio a lui. Volevamo fare insomma un piccolo omaggio in questo Vox Populi, fare un Vox Populi diverso. E volevamo chiederti, accennaci una canzone di Battiato. Intanto ti piace Battiato? Come posso non apprezzare uno Perfetto, dei titani della musica in se- Sicilia? È un amico, allora va bene. Già che ti piace Battiato, ti vogliamo bene. Hai una canzone di Battiato? Ma ce ne sarebbero tante, così... Una che ti viene. Cucurucucu, Paloma. Allora abbiamo fermato questa ragazza e mi piace tantissimo il tuo look, te lo devo dire. Ti ringrazio. Allora, Artista? Ma ci proviamo. ottimo, allora guarda, cadi proprio a fagiolo e ti chiediamo, cantaci una canzone di Battiato che ti piace. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di... Bravo. Beccato. Questo lo sapevo. Questa era Si facile. vede ragazzi, quando qualcuno ha la vena artistica. Aspetta, voglio provarci anch'io. Voglio vederti danzare. Come le zingare del deserto, con candelabri in testa. Ce l'abbiamo, Ormai proviamoci. Insieme a te non ci sto più.
guardo le nuvole lassù. Ci siamo. Ti ringraziamo e ti chiediamo di fare un saluto a Sotto a Chi Talk. Ciao sotto a Chi Talk. Ciao. Ai 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 ai, cantava da Vox Populi. Un saluto a Vox Populi. Palama. Luca, allora il gioco è pronto. Dov'è? Chiaramente in una trasmissione del genere, dove ci siamo aperti, dove abbiamo scherzato, dove stiamo giocando, dove abbiamo parlato così, abbiamo lambito, l'ho detto più volte, non c'è bisogno di raccontare la carriera dei grandi. I grandi sono grandi perché si raccontano da soli, perché sappiamo chi sono. E allora chi è che non si ricorda dei De Novo? Che anche mio padre ci apprezzava un impermeabile per De Novo, che mio fratello se n'è andato in discoteca e ha detto: papà, me la presti? Me lo presti il tuo impermeabile in pelle? E dice sì, però deve tornare. L'indomani si è ritirato senza impermeabile perché lui doveva andare a ballare le serate dark dove suonavano i De Novo. L'indomani cercava questo impermeabile, non c'era. Dov'è l'impermeabile? Non c'è. E per sti cazzi De Novo ci ha pensato in impermeabile. Perché mi ci odiava sicuro. No, ma poi l'ha trovato, mi ha detto. L'ha trovato e ieri mi ha detto: oh, non ci riro fatto. Però vabbè, te lo dico. Però c'è una bella parentesi nella tua vita, lunga, bellissima. C'è una testimonianza d'affetto di una persona che non ha uguali, che è Franco Battiato. Quindi come non ricordare che io la mattina mi alzo e canticchio: vivo nei panni di un alieno che non vola. Bellissima. Io una battuta su Franco, la cosa più bella di Franco. Tantissime cose belle, è stata un'amicizia durata 33 anni e devo dire, io continuo a dire, un regalo meraviglioso che la vita mi ha fatto, perché Franco tornava a vivere in Sicilia. Noi ancora De Novo volevamo cambiare produttore, gli chiediamo se l'idea gli poteva piacere o meno, e lui, che non sopportava i cori russi e la New Wave italiana, era talmente trasversale che decide di produrre un gruppo della New Wave italiana. No, era una persona fantastica, a parte la musica, la semplicità, lo spirito. Noi all'inizio eravamo terrorizzati, noi ragazzini. Dico, Dio, come parliamo con Franco Battiato? Come dobbiamo parlare? Invece era una persona fantastica. Lo so e gentilissima, perché voglio dire, signore. Accompagnarmi a Sanremo, chi l'avrebbe mai detto? No, nessuno, eppure vedi, questa è la testimonianza di un grande affetto. Allora, sì, noi lo salutiamo, perché comunque ovviamente, lo salutiamo. Ma scherzi. Ciao, perché non è che se ne andai, questo è sempre grande. Allora, facciamo una cosa, quello è il tuo bullying, tu hai due tiri da fare. Allora, ricordati, senti, io nel frattempo sto facendo mangia, ma se poi c'è Niris che è c'è un odorino, no, mi devo concentrare qua sul... Allora Luca, ricordati, ci stiamo giocando, semmai tu l'avessi detta, la bugia. Quindi, intanto questa è una sfida, hai due tiri, a chi fa... Allora, vado? Sì, vai, che io... Allora, vediamo, mi posso sedere? Siede pure, vai. Sono bravo, Bravissimo. Hai visto? Troppo bravo. Hai visto? Guarda, ti dico una cosa, mi hai ricordato mio papà che a un certo punto, sai, il Totocalcio te lo ricordi, la schedina? Sì, come no. Facevi o 12 o 13, si doveva indovinare, mi capisci quando parlo? Si doveva indovinare la schedina, 12 o 13. Mio papà ha fatto 0. Li ha sbagliati tutti e 13 ed è venuto da me, mio padre è una fonte di ispirazione, mi fa: scusami, ma ora io scrivo al Totocalcio, perché indovinarli tutti e 13, ma sbagliarli tutti e 13 non è come un settarli tutti e 13. Comunque anche non ha vinto niente, nonostante il reclamo. Vabbè, Luca, non è difficile per me. Vediamo. Vabbè, ho già vinto. Ho già vinto. Vabbè, buttali giù tutti. Vabbè. Ma tu ti ti alleni la No, notte? assolutamente no, non mi alleno, e qua è difficile perché c'è una pendenza, chi si mette di qua la palla che vira verso destra o verso sinistra. Luca, hai vinto. Grazie, la bugia c'era? No, giuro di no, ma che dico, la bugia alla mia età? Ma in che senso? Qualcuno fa fare, ma infatti, va bene, allora va bene così. io vorrei che questa puntata non finisse mai, ma purtroppo devo dire è finita. Però dico a Luca, quando vuoi tornare? Ma lo fai fare un tiro nuovo? Certo, te lo faccio. Sei l'unico. Una sana invidia. Chiediamo il bis a Madonia. Ecco, vai, a questo punto vai, c'è l'altra.
Niente, ok. deve andare sempre di là. Luca, fai una cosa, metti la chitarra, pianoforte, non è cosa mia, non è cosa vienici a trovare quando mia. Con vuoi. estremo piacere. Ok, allora ti rivedrai a Sottacchi Talk, mi dirai se ti è piaciuto, ma Sì. ti è piaciuto perché guardate, sì, gli occhi non mentono mai e siccome non mentono nemmeno i vostri quando vi incontriamo per strada, ci rivediamo qui puntuali su Antenna Sicilia per un'altra puntata di Sottacchi Talk. Ciao. Bugia niente, vero? No, Mai. Nemmeno quando... non mi viene. non ti viene Non dire- sono il tipo che- Come si fa a non dire bugie? Io ho imparato a non dirle più da piccolino. Mio figlio ancora ogni tanto... Beh, mio figlio canta, canta spesso, io faccio...